Un cordiale saluto amici di WeSport e ben ritrovati. Antonio Caroè, grazie all'ausilio delle immagini a cura di Giuseppe Signorino, è pronto a raccontarvi della sfida tra Ionia Calcio di Posto e Sport Club Nissa 1962. Grazie all'ausilio delle nostre immagini stiamo vedendo i 22 che scenderanno in campo. Attenzioniamo però come sempre l'11 scelto dal duo tecnico Bucciarelli Sanseverino, Dasero, Longo, Zanella, Germanà, Spina, Spadaro, Muscolino, Puglisi, Leonardi, Chisari e Campione. Arbitra la partita del signor Nunzio Stefano Leone della sezione di Cireale, e con le immagini possiamo partire con il film del primo tempo. Cercheranno subito i padroni di casa di rendersi pericolosi e di imporre il proprio ritmo. Qui l'azione personale da parte di Chisari che salta almeno 3 avversari, riesce a guadagnare il fondo. Chisari mette dentro, nota la deviazione sotto porta, Leonardi con il colpo di testa porta in vantaggio la Ionia Calcio di Posto, che al primo tentativo degno di nota riesce a trovare il gol con il solito numero 9, uno dei più grandi talenti di cui vi stiamo raccontando in questa stagione di calcio giovanile siciliano. Ancora Ionia in avanti, cross dalla destra, Muscolino con il tentativo aereo non riesce a girare verso la porta, difesa da Nodo. Ancora Leonardi in possesso del pallone in area di rigore, Leonardi beffa Nodo con questo tentativo di destro a giro, un mezzo collo esterno che batte il portiere dello Sport Club Nissa e firma la doppietta. Ancora una volta Leonardi, prima chance anche per lo Sport Club Nissa. Poco dopo lancio lungo su calcio di punizione, ci prova Mandala, il pallone viene parato da Dasero senza grossi patemi. Ancora in avanti la Ionia Calcio di Posto con il solito Leonardi che prova a mettere in mezzo qualcosa a metà tra un tiro e un cross. Finirà così anche il primo tempo, 2-0 al Villaggio Madonna degli Olivi. Fino a questo momento la doppietta di Leonardi decide la sfida in favore della Ionia Calcio di Posto. Il monologo non sembra cambiare, inizio secondo tempo e ancora Leonardi che stoppa il pallone, qui colpisce di testa, salta un avversario, ancora Leonardi in area di rigore, azione splendida, tiro centrale, Nodo in due tempi si fa anche male, Leonardi entra al suo posto Bahai, dall'altra parte invece lo Sport del Benissa cerca di riaprire la partita, questo tentativo però finisce malamente sul fondo. Ionia Calcio di Posto che continua a effettuare cambi, esce Muscolino ed entra Parisi, è soltanto il preludio al gol del 3-0, pallone che viene messo in area di rigore, la sfera arriva sulla destra, cross dentro, il neoentrato Bahai sul pallone con il pallonetto, fa 3-0 Bahai e il gol che mette virtualmente in ghiaccio il match. Una partita che, visti i livelli messi in campo, non è mai stata in dubbio per la Ionia Calcio di Posto, che trova addirittura il +3, triplo vantaggio per gli uomini del duo tecnico Bucciarelli Sanseverino che continuano a effettuare i cambi. Entra Romano al posto di Germanà, poco dopo sarà il turno di Virzì per Campione. E ancora Ionia ad attaccare, lancio lungo in verticale, la sfera arriva a Zanella. Ancora Zanella in area di rigore, salta l'avversario, Vareo Zanella col sinistro, ma c'è un grande intervento di Noto che riesce a deviare sulla traversa il pallone, mani tra i capelli per Zanella. Ancora una chance per la Ionia Calcio di Posto, calcio di punizione di Chisari, Noto sta chiudendo adesso ogni possibilità la Ionia Calcio di Posto di trovare il poker. Sport Club Nissa invece che sfiora il gol dall'altra parte, c'è un grande intervento da parte di Dasero sul tentativo di Bella e arriva anche il triplice fischio del direttore di gara Nunzio Stefano Leone, manda le due squadre definitivamente agli spogliatoi. 3-0 per la Ionia Calcio di Posto grazie alla doppietta di Leonardi e al gol di Bahai. Bella la prestazione di Dasero, bella anche quella di Noto. Un cordiale saluto amici di WeSport e alla prossima.